Buongiorno, dopo l'allenamento di ieri sera siamo saliti qua su in montagna, abbiamo dormito qui di fianco all'osservatorio astronomico, un panorama pazzesco su tutta la costa che va da il Supramonte, dalla zona di Baunei, fino a Barisardo e dintorni. Giornata incredibile. Ora ci stiamo preparando per spostarci, andiamo un po' in esplorazione qua in zona. Mi hanno detto che la benzina è molto economica ultimamente, 2,03 €, maledetti. Stiamo iniziando a prendere strade a caso, comunque siamo letteralmente innamorati di questi paesaggi bellissimi, boschi ovunque, super verdi, paesaggi forse tra i più belli in Sardegna. Tra l'altro proprio qui sotto passa la ferrovia del Trenino Verde. Allora, abbiamo trovato questo spottino, niente male, così andando un po' in esplorazione. E qua c'è una strada che scende giù, porta un po' più vicino al lago, però non c'è una grandissima visuale perché a un certo punto poi si richiude con degli alberi. Quindi a questo punto è molto più bello qua. Ora non credo che staremo qua, però è uno spottino che mi segnerò sulla mappa perché è molto carino. Gennargentu alle mie spalle, ci troviamo proprio ai suoi piedi, con vista su Perdeliana. Ora penso che ci fermeremo per pranzo in una bellissima prateria che c'è qua sotto. Cambio di programma, la tentazione è troppo forte, cerchiamo di raggiungere Perdeliana, là in fondo, per un piccolo trekking e finalmente vederla da vicino. Credo che c'è già stata tanti anni fa, io non ci sono mai stato. Dato che ci stavo osservando tutta all'ora, anche mentre pranzavamo, no, andiamo a vederla. Ho trovato un punto di partenza, teoricamente cioè vicino, c'è anche un bel parcheggio qua.
Wow, veramente fighissimo. Poi ci sono delle luci molto particolari, come il sole sta quasi per tramontare. Che bello. Il sentiero finiva laggiù, però no, non era sufficiente come avvicinamento, quindi stiamo improvvisando un po' e ce lo stiamo creando il sentiero per provare a raggiungere un po' proprio la base dei Perdeliana. Siamo vicini, Borderline. Da qui potete notare benissimo la pendenza. La pendenza è esattamente questa. Ma non so se dal video renderà. Ce l'abbiamo fatta, siamo proprio ai piedi del tacco di Perdeliana. E ora vediamo se è possibile fare tutto il giro a 360 gradi attorno al tacco. E anche stavolta, ripeto, quanto sarebbe bello poter avere un drone. Per vedere il panorama da questa parte non è necessario un drone perché siamo abbastanza in alto per vedere tutto. Meravigliarci abbondantemente. Più che altro il drone sarebbe stato figo per vedere il tacco di Perdeliana ancora più in alto, per vedere proprio il tacco stesso dall'alto. Intanto qua su silenzio totale, si sentono solo le pecore qua giù. Qua che bello. Pazzesco. No vabbè, guarda la roccia qua come si stacca. Già. Guarda questa roccia qua. Guardate qua cosa ha trovato Claudia adesso. Un fossile. Fossile sicuramente di una chiocciola. Bellissimo. Vedi, qua è ripieno. Sì, sì. È proprio roccia. E siamo a 1200 metri d'altezza, dove adesso ci sono le montagne, un tempo c'era il mare. Che figo. Cioè, ma l'ho vista così, poi questa cosa è un po' strana, mi sembrava. Bene, siamo tornati qua in questo posto bellissimo in cui ci siamo fermati prima per pranzo. Trascorreremo la notte qua oggi. Siamo tornati qua perché è un posto molto figo, volendo saremmo potuti restare anche su nel parcheggio all'ingresso del sentiero per Perdeliana, però c'erano altri van e in più non era nulla di speciale. Gradiamo di più gli spazi aperti così, poi magari domani mattina appunto c'è il sole. Adesso appena siamo arrivati abbiamo beccato un botto di mufloni, solo che ovviamente sono scappati subitissimo, poi super veloci, però è sempre bello beccarli anche se di sfuggito.